L'influenza continua a creare disagi, ma il picco in regione è ancora lontano. C'è solo qualche criticità in Friuli. La situazione a Udine e i consigli degli esperti nel servizio di Raffaele Capuccio. L'influenza continua a colpire molte persone, in regione però non siamo ancora arrivati al picco. Sulla base del rapporto settimanale Influnet, se a livello nazionale l'incidenza è di 9 casi su 1000, in Friuli Venezia Giulia siamo a 4,6. Nelle ultime settimane sono comunque aumentati gli accessi nei pronto soccorso. Si registrano criticità per esempio a San Daniele del Friuli e all'ospedale di Pordenone. Noi siamo andati al Santa Maria della Misericordia di Udine. La situazione qui è sotto controllo. Stamattina ci sono stati una cinquantina di accessi, anche se nelle scorse settimane c'è stato un aumento delle prestazioni. L'influenza, quando colpisce persone anziane, può avere delle complicazioni e richiede dunque ricoveri nei vari reparti. Per tutti gli altri casi però gli esperti consigliano di rivolgersi ai medici di famiglia. È chiaro che le persone devono rivolgersi al proprio medico curante e soprattutto, secondo me cosa importantissima, non fare un uso improprio degli antibiotici. Uno degli snodi della riforma sanitaria in regione è la creazione e la messa a regime dei CAP, i centri di assistenza primaria, che dovranno seguire soprattutto i pazienti con patologie croniche. Nell'area di competenza dell'azienda sanitaria integrata di Udine sono stati attivati già alcuni punti. Abbiamo messo a punto un meccanismo organizzativo concertato con i medici di medicina generale e con gli specialisti che sta già dando dei buoni risultati. Sicuramente siamo ai primi passi, quindi gli sviluppi sono ancora tutti da vedere, ma sicuramente l'impostazione è buona. L'epidemia influenzale, insieme con altre cause, ha poi provocato una riduzione delle sacche di sangue. Ecco perché le associazioni lanciano un appello e chiedono di andare a donare. Siccità e poi le gelate, non solo le colture